Ben ritrovati! In questa puntata ci immergeremo nell'arte e nella storia. Ci troviamo nel versante orientale della Pedemontana, a Vittorio Veneto, una città che per la sua posizione ideale, situata tra Venezia e Cortina, si può considerare il capoluogo delle Prealpi Trevigiane. Nella fattispecie siamo a Serravalle, insieme a Ceneda una municipalità antica che ha poi costituito l'attuale comune di Vittorio Veneto. Oggi ci faremo guidare all'interno di un luogo davvero affascinante, una struttura storica che deve il proprio nome alla sua comunità, il Museo del Cenedese. Allora andiamo a scoprirlo. Il Museo del Cenedese di Vittorio Veneto è nato nel 1938 per conservare e valorizzare le memorie archeologiche, storiche e artistiche del Cenedese, appunto, territorio compreso grosso modo tra i fiumi Piave e Livenza, dalla Val Belluna al mare, corrispondente all'antica diocesi di Ceneda, divenuta poi di Vittorio Veneto, da cui appunto deriva il suo nome. Il museo ha sede nell'antico palazzo della comunità di Serravalle, realizzato nella seconda metà del Quattrocento sulla base di un edificio precedente, il quale presenta una bellissima facciata interamente rivestita di affreschi attribuiti a Dario da Treviso e alla sua bottega. In questi affreschi ricorre il tema del melograno, simbolo diffuso di prosperità e ricchezza, ma che in questo contesto, essendo un frutto unico al cui interno vi sono molteplici elementi, può essere inteso anche come simbolo di comunità e forse quindi auspicio di unità e concordia. Sulla facciata del museo sono conservati anche numerosi stemmi ed iscrizioni che ricordano i diversi podestà che si sono succeduti al governo di Serravalle sotto il dominio della Serenissima, ricordata come di consueto dall'immagine del leone di San Marco, molto presente anche all'interno del museo. Un'altra particolarità della facciata del museo è che la torre civica che si trova al suo fianco presenta due quadranti di orologio. Il più antico, infatti, verosimilmente era stato ricoperto quando nella seconda metà del Quattrocento la torre era stata innalzata e sulla sua sommità era stato realizzato un nuovo orologio e venne riscoperto solo durante i lavori di restauro svolti negli anni 90 del secolo scorso ed è una rarità nel suo genere, presentando un quadrante suddiviso in 24 ore, indicate con numeri arabi scritti in caratteri gotici. Questo luogo, così suggestivo da visitare, racchiude opere che riguardano da un lato la storia della comunità, dall'altro autori e artisti vittoriesi e non, che sono stati rilevanti nel panorama culturale e legati indissolubilmente a questo territorio. Tra le numerose opere d'arte conservate al Museo del Cenedese, la più famosa è sicuramente questa splendida Madonna col Bambino di Jacopo Sansovino, un'opera notevole anche semplicemente per la sua delicata bellezza. È inoltre eccezionale il fatto che si sia conservata dal Cinquecento fino ad oggi
nonostante la fragilità del materiale con cui è stata fatta. Si tratta infatti di un rilievo in cartapesta. È poi interessante il fatto che di questo rilievo esistono alcuni esemplari assolutamente analoghi conservati in altre collezioni in Italia e all'estero, tra cui il Louvre di Parigi. Questo è il ritratto di Lorenzo da Ponte, nato qui vicino a Ceneda nel 1749 e morto poi a New York nel 1838, dopo una vita avventurosa ed errabonda trascorsa tra diverse capitali d'Europa e l'America, dove fu un vero e proprio ambasciatore della cultura italiana. Da Ponte però è noto soprattutto per la sua collaborazione con Mozart, per il quale ha scritto i libretti delle opere Le nozze di Figaro, Il Don Giovanni e Così fan tutte. Quest'opera è stata chiesta spesso in prestito per delle esposizioni temporanee, sia per la sua grande qualità artistica che per la fama del personaggio ritratto. È stata infatti esposta ad esempio al Palazzo Ducale di Genova, al Palazzo Reale di Milano e all'Albertina di Vienna. Questo è l'autoritratto di Pietro Pajetta, nato proprio qui a Serravalle nel 1845 e morto poi a Padova nel 1911. È un'opera davvero notevole perché riesce a riassumere ed esprimere in modo molto efficace insieme la forte personalità del suo autore e la sua grande capacità artistica. Anche quest'opera è stata spesso esposta in mostre temporanee e qui a Vittorio Veneto, tra il Museo del Cenedese e la Galleria Civica Vittorio Emanuele II, nel 2006 è stata realizzata un'importante mostra dedicata a Pietro e anche agli altri membri della sua famiglia che furono artisti, in particolare il padre Paolo e il fratello Mariano. I vittoriesi conoscono molto bene quest'opera, la cui versione in bronzo si trova presso i giardini pubblici in centro città, mentre il suo originale in gesso bronzato è esposto qui al Museo del Cenedese. Si tratta di un'opera dell'artista vittoriese Pasquale Guido Giusti, vissuto tra il 1853 e il 1935. Di cui il museo conserva numerose opere conservate soprattutto nella gipsoteca. Quest'opera si intitola Amplexus in Aere, ma è più comunemente conosciuta come l'Altalena ed è sempre stata molto apprezzata. Pare che addirittura l'imperatrice Elisabetta d'Austria, la famosa Sissi, ne volesse una versione in metallo, che allora non venne più realizzata. Venne invece fatta nel 2002 appunto per la città di Vittorio Veneto. Il museo si struttura in 4 piani. Ogni area raccoglie opere suddivise in base al loro periodo di realizzazione, ma non solo. Il Museo del Cenedese conserva anche la collezione intitolata L'immagine della Resistenza, nata in occasione della mostra realizzata nel 1985 per ricordare il 40° anniversario della Liberazione, intitolata Libertà e Resistenza. Furono numerosissimi gli artisti che aderirono allora all'invito a partecipare a questa esposizione e a donare poi una loro opera al Comune di Vittorio Veneto.
Tra questi ricordiamo Renato Guttuso, Emilio Vedova, Ernesto Treccani, Arnaldo e Gio Pomodoro e molti altri. In questa sala, nella sala 900 del Museo del Cenedese, è esposta una selezione di questa collezione, introdotta da un brano di Luigina Bortolatto, tratto dalla presentazione di quella mostra, e dalla motivazione della medaglia d'oro conferita alla città di Vittorio Veneto proprio per il suo impegno durante il periodo della Resistenza. Un'altra sezione del museo, però distaccata da questo, è la chiesa di San Lorenzo dei Battuti, uno dei molti fiori all'occhiello di questo territorio. Sezione monumentale del Museo del Cenedese è questo bellissimo oratorio dei Santi Lorenzo e Marco della confraternita di Santa Maria dei Battuti di Serravalle. Battuti che venivano così chiamati perché tra le varie pratiche penitenziali compivano il pubblico battimento, cioè una processione in cui si percuotevano con uno strumento detto anche disciplina o flagello, dal quale deriva il loro stemma e appunto il loro nome. L'oratorio conserva al suo interno un magnifico ciclo di affreschi realizzati nella prima metà del Quattrocento da più artisti riferibili alla cosiddetta pittura gotico-devozionale. Gli affreschi raffigurano sulle volte i profeti, gli evangelisti e 4 dottori della Chiesa. Lungo le pareti invece sono raccontate le storie di San Lorenzo in modo molto dettagliato, seguendo sostanzialmente la narrazione riportata anche nella leggenda aurea di Jacopo da Varazze e in modo molto più sintetico le storie di San Marco. Presso l'altare infine c'è una magnifica crocifissione, anche questa descritta puntualmente nei vari dettagli della scena, così come narrata nei Vangeli. Il museo è significativo già di per sé per il valore storico-artistico del palazzo in cui ha sede. Vi sono poi le collezioni che conserva e che espone, che sono molto significative per la nostra comunità ma per tutto il territorio circostante. E infine molto importante è l'oratorio, la visita all'oratorio è una meta molto ambita anche dai visitatori stranieri. Un luogo che rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale che racchiude in sé testimonianze preziose per la sua comunità. Concludiamo così questo nostro breve viaggio alla scoperta del Museo del Cenedese. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!